Allora, signore e signori, dovremmo essere pronti a questo punto per cambiare anche, diciamo, mood, perché a questo punto, oltre ad avere qui al mio fianco Capitan Freedom, che è già tutto un tutto dire, ti abbiamo presentato poco prima. Merci. Come vedi, capitano, abbiamo il piacere di avere qui un pianista per questo finale del salotto. Signore e signori, un applauso per Alberto Cipolla. Grazie mille. Ci tenevo a fare una cosa stilosa quando arrivavi tu, capitano, anche perché noi dobbiamo parlare di cose diciamo importanti. Noi dobbiamo parlare di cose un po' più prosaiche, anche se hanno a che fare sempre con la musica, perché certo, perché insomma poi lo diremo con calma, parleremo di roba forte. Adesso non distogliamo il nostro artista che deve cominciare. Il momento tu mi insegni che chiediamo momento... a Messer Cipolla però di fare una cosa anche taumaturgica, legata, diciamo, al meteo, al bel tempo. Esatto, sì. Come fa sempre te, se c'è un pezzo, diciamo, che apre il cielo, Che ecco, apre se il puoi cielo, partire con un pezzo che apre il cielo noi siamo contenti, però Scaramanticamente un pezzo che si intitola Foggy Day. vedi, pochi dei, bravo, Magari è bravo. una cura omeopatica, Magari porta questa. bene. Meno Sì, per sì. meno potrebbe fare più. Cominciamo e non perdiamoci questa possibilità di sentire e vedere in questa maniera la Piazza Vittorio. Ma anche. certo. Grazie ad Alberto Cipolla. There's no reason to put the blame on you. People talk, but words are like a river. Water flows, it wets your skin. But take a warm hand and you can wipe it dry. It's been a foggy day, just a foggy day. It's been a foggy day, nothing more. There's no need to play the part of compromising judge. It's your own trial. Blood is meant to flow into the veins. We're not meant to fly and glide. It's been a foggy day, just a foggy day. It's been a foggy day for you. It's been a foggy day, just a foggy day. It's been a foggy day, nothing more. Dry your eyes for all the rain which falls. It's been a foggy day, nothing more. Like the winter, followed by the spring. It's been a foggy day, nothing more. Take a seat, just reward yourself. Leave the world outside so you can learn something. You've seen your weakness, you know what you're worth. Take the path to know yourself. It's been a foggy day, just a foggy day. It's been a foggy day
Grazie mille. Alberto Cipolla, noi capitano, Funzionato il discorso nuvole? guarda, No, vediamo va dei bene. bagliori che non sono per niente rassicuranti, però insomma cerchiamo di procedere anche perché abbiamo ancora lo streaming diciamo in corso, quindi dobbiamo andare sì. avanti. Diciamo, capitano, io l'abbiamo presentato come pianista ma anche come cantante, C'è ci una sei voce, rimasto, è vero. ero lì, poi sai, è sempre non così conveniente fare dei paragoni, però questa voce così calda, Cosa ti ha velluta, ricordato? mi ha ricordato tutta una scena Tutto un momento. cantautorale americana. Bravo Alberto. Esatto, E la esatto. scelta dell'inglese, devo dire, ti viene benissimo, ma Ci ho lavorato un po' sulla pronuncia per riuscire a essere coerente e corretto. La scelta dell'inglese perché in realtà prima del secondo disco che ho fatto, che è uscito poco tempo fa, la maggior parte dei miei brani, e ora sono forse il 50%, è strumentale. Quindi il discorso è perché quando canto devo ridurre la possibilità di essere capito, cioè se io faccio una cosa strumentale, Certo, è universale. ovunque diciamo. tu sia, che esatto. Quindi l'idea era di fare qualcosa che fosse accessibile universalmente il più possibile, quindi Quindi, l'inglese. diciamo, l'ha fatto per l'accessibilità, se posso così sì. parafrasare, per l'accessibilità. facciamo un pianista ecumenico. Un pianista diciamo ecumenico. Allora Alberto, e noi scusa siamo così un po' trafelati, però effettivamente cominciamo ad avere un po' di preoccupazioni. Qual è il prossimo brano che è in scaletta? Il prossimo brano è Children. Children, questa è Children, Alberto Cipolla. Tra l'altro, diciamolo, c'era una bambina stupenda che ballava sulle note di Foggy Day di Alberto Cipolla, quindi Children mi Casca sembra fagiolo. sì, la degna prosecuzione. Jean is walking down Fifth Avenue, looking at her feet. Joel is standing upright at the corner of the street. Streets are much too narrow to hold everyone's distrust. A glancing look and now she's careless, dancing to his hand. Running, soaring from the sidewalk, flying above the others, painting your own iris, learning it like children. Tell yourself a story from tomorrow, when you won't forget you being a child.
Grazie mille. Alberto Cipolla, questa era Children, questo un altro brano diciamo dal tuo repertorio. Allora Alberto, noi oltre a reinvitarti, perché mi sa che stasera dovremmo concludere un po' prima, ci prendiamo questo impegno perché sta diventando veramente minaccioso lì dietro. Ti invitiamo anche questo giovedì, dove io e il capitano siamo tra diciamo protagonisti di questa, forse non so se tu conosci Roba Forte, hai mai sentito parlare di Dottor Lo Sa? Vedi che l'ha sentito, c'è l'eco. Gira a livello allora noi per farlo sentire di più abbiamo anche deciso di provare a fare delle canzoni. Com'è andata, capitano? C'è stato un inno di barriera. Tu sai che quando una cosa funziona a un certo punto si cominciano a fare degli spin-off, o quantomeno tutta una serie di addentellati. Il programma radiofonico registrato in diretta tutti i giovedì quest'anno al birrificio delle officine ferroviarie a un certo punto ha preso talmente piede che c'erano dei brani dal vivo. Alcuni brani dal vivo erano delle cover, altre canzoni magari di Mao riadattate, come farai anche tu magari col tuo repertorio, Alberto. Finché è sorta l'idea di fare addirittura un intero album di canzoni invece completamente inedite, dove il frontman rimane sempre il fulgido Dottor Lo Sapio, accompagnato dagli arrangiamenti e dalla chitarra di Mao, anche da altri strumenti, perché ci sono i fiati di a molti amici di Gio Sanfelici, Robo, Lallo, parte della banda Cadabra, insomma un sacco di guest. Non ci siamo fatti mancare nulla, però in realtà abbiamo realizzato soltanto un singolo che potete vedere anche diciamo in rete, che si chiama Stoppi, che è l'inno c'è di in barriera rete, su YouTube, c'è sul giornale online della Stampa, e speriamo di riuscire a fare il disco. In che modo? Chiaramente ci vogliono dei fondi, quindi abbiamo visto che tutti raccolgono fondi attraverso queste piattaforme. Non so se Alberto tu hai fatto mai un crowdfunding, questo termine così tremendo. Ho contribuito a fare del crowdfunding, ma hai contribuito? Io per me no. Hai versato, hai versato, diciamo, non è ancora... i soldi. Vedi che è una di quelle pratiche, è una catena di Sant'Antonio. Comunque noi l'abbiamo innescata. È una pratica che noi abbiamo attiva. Come fare peraltro a raggiungere il nostro portale? Andare su robaforte.it, è semplicissimo, oppure cercare il video stop e poi da lì ci sono tutti quanti i link per sostenere questa iniziativa. Tra l'altro con i controdoni, nel senso che uno dice ti sostengo. Sai com'è il crowdfunding? Tu fai una cosa a me, io faccio un'altra cosa a te. Sì, c'è qualcuno che l'ha fatto completamente a fondo perduto senza chiedere nulla in cambio. Devo dire donatori peggio dell'Avis, cioè gente che veramente dà tutto se stesso, ma noi vi daremo appunto ricchi premi e cotillon in cambio del vostro sostegno economico. Quindi Alberto, invitiamo tutti, invitiamo chiaramente anche te questo giovedì, se hai voglia di venirci a trovare. Adesso noi velocissimamente, tra un fulmine e un lampo, ti chiederemo di fare ancora un brano, ma se il tempo è clemente noi tanto non ti preoccupare, intorno a te ci muoviamo, ma se tu hai voglia, sei coperto, con che brano vorresti continuare in questa notte tempestosa? Azzarderei un pezzo che si chiama Two Lovers. Potremmo essere noi, diciamo. Due amanti, meglio di no. Questa coppia gender fluid. Non lui pensava ad altro, dice. Penso proprio di sì. Lui pensava ad altro, però ognuno poi se la adatta come vuole. Certo. Two Lovers, Alberto Cipolla qui al Salotto. Turning into new, we're one step far from being alive.
one step far from being alive. For us it's time to say goodbye, 'cause I won't leave you. Won't you breathing, losing ourselves? We do belong here. It's time to realize that I won't leave you. Would you breathing, losing ourselves? We do belong here. Grazie mille. Alberto Cipolla, questo è un brano pop, tu lo stai facendo col piano, ma la cassa in quattro è un pezzo. Infatti, in realtà questa è una versione un po' acustica, ma di base questa su disco poi proprio la cassa in quattro. La cassa in quattro, un pezzo alla Coldplay quasi. Sì, esatto, sì, proprio per buttarla un po' in cacciara. In cacciara ci sta, se uno dovesse mettere ogni diciamo, tanto, un po'. Hai visto che sta facendo regge, non diciamo niente. No, infatti non diciamo niente, e infatti a questo punto io ti chiederei, diciamo così, facciamo un po' in sordina, cerchiamo di strappare magari ancora l'ultimo brano. Con cosa vuoi salutare, diciamo, il salotto e dare l'arrivederci anche a questa piazza? Io chiuderei con un brano che è scritto da me per la parte musicale, da Marco Guazzone, che è un ottimo cantautore, liricista romano giovane, che si chiama Awakening in Two. Io nessuno trovo Two Lovers, Awakening Two, qua sta prendendo una deriva abbastanza di coppia, quale che sia poi la composizione. Non era voluto in effetti, però stiamo così facendo una sorta di raccontino, ecco. Sì, no, raccoglimento anche legato appunto a questo tempo che incombe su di noi, ma noi ce la faremo. Noi ce la faremo. Alberto Cipolla qui al Salotto per quest'ultimo brano, Sotto le nubi. When the morning comes, I wake up in my bed, and as always I'm alone. Just like every day, I wonder to myself, what is it like awakening into? Is it like a gift that you can wait to show? Or is it like a golden stone? Is it like a smile that you can never hide? What is it like awakening into? I'm giving to the pillow the shape that you might have, and I pretend to kiss you for real. I'm telling you my secrets that no one's ever heard. Silence is the promise you keep for me. Current dream is dreaming of someone who is dreaming next to me. We're sleeping on each other when the night has gone.